52 secondi all'inizio di questa ennesima avventura qui all'Ippodromo Arcoveggio in questo pomeriggio del 19 di febbraio. È la quinta corsa, il premio Aforisma, è riservata a cavalli europei di 4 anni, vincitori da 2.000 a 10.000 euro e parliamo di una corsa ancora una volta sul miglio. Andiamo a leggere il campo dei partecipanti quando appunto mancano ora 30 secondi al suono, diciamo, della campanella che richiamerà i cavalli, quindi alle sirene della macchina. Quindi Jessica De Gleris con il numero 1 Michele Raimo, con il numero 2 abbiamo Gilly Star Day Room con Roberto Ruvolo, con il numero 3 Golden Boy Core Roberto Vecchione, 4 Garin Lubi Maurizio Cheli, col 5 Guapo MD Francesco Virzi. Chiude la prima fila col numero 6 Glamour Trio Giuseppe De Filippis, e poi andiamo nella seconda fila. Ecco, vedete che si accendono le luci dell'autostart e raccontiamo che col numero 7 abbiamo Giramondo con Lorenzo Talpo Junior e con l'8 Giulietta Jet e Andrea Farolfi, appena vincitore della corsa precedente con Gordon Spritz. Ecco che la macchina si è messa in movimento e i cavalli più o meno velocemente si avvicinano alle ali dell'Autostar. Sono particolarmente svelti Guapo MD e Glamour Trio. Giuseppe De Filippis probabilmente anche avendo sferrato il cavallo davanti proverà a giocarsi le sue chance anche al via, ma vediamo che arrivano tutti per un allineamento che va a completarsi quando siamo nel bel mezzo della metà della curva che precede la retta delle tribune, quindi la retta dove i cavalli si avvieranno. Il completamento dello schieramento è perfetto, quindi la macchina prende il via e andremo ad assistere a questa quinta corsa. Stacca la macchina e c'è un'ottima partenza presa da Golden Boy Core Roberto Vecchione, che già alla torretta della giuria è davanti a tutti. Prova a scendere alla corda e trovare posizione Glamour Trio, ma l'operazione non riesce perché è anticipato da altri cavalli che sono all'interno, tra cui ovviamente Gilly Star Day Room con Roberto Ruvolo che si mette nella scia di Golden Boy con Roberto Vecchioni. 15 è il primo parziale, quindi non c'è stato grande strappo. Roberto Vecchioni adesso può tranquillamente cadenzare l'andatura a suo comodo, quindi alla seconda posizione abbiamo Gilly Star Day Room, mentre è rimasto appunto in percorsi esterne Glamour Trio, che ovviamente non cerca neanche di avvicinarsi ai primi 36, quindi 15,6 secondi 200 metri di questa corsa e siamo nella retta, nella seconda curva di questo primo giro, con Roberto Vecchioni che guida molto tranquillamente, mantenendo il suo cavallo in un'andatura assolutamente comoda per la categoria. Segue a un minimo di distanza Gilly Star Day Room e poi abbiamo con il numero 1 Jessica De Gleris, con Michele Raimo rimane all'esterno, l'unico al momento a precedere tutti gli altri è Glamour Trio. È finito il primo 800 metri e ci avviamo al chilometro, nulla muta, nulla cambia e Roberto Vecchione continua a farla da padrone. Arriviamo in questo momento al chilometro passato in un tempo normalissimo, 1,18. Ora ovviamente si dà il via alle danze, quelle vere, quelle che spostano, e arriviamo verso la metà della retta delle scuderie con le posizioni che rimangono comunque fisse. Prova a muovere in mezzo alla pista Garin Lubi, che prova la terza ruota, ma ovviamente la velocità è decisamente aumentata. 14,8 è l'ultimo parziale e stiamo per entrare nella retta d'arrivo con Roberto Vecchioni e il suo Golden Boy Core assolutamente davanti a tutti con grande tranquillità. Probabilmente assisteremo al lungo del cavallo, sempre tutto in mano. Roberto Ruvolo segue con Gilly Star Day Room, al terzo posto prova Jessica De Gleris ad avvicinarsi al primo, vediamo ci sarà forse anche fotografia. Al quarto posto abbiamo Guapo MD, 1,15,6 era il tempo che ho visto rilevato nella schermata finale. Comunque l'ordine d'arrivo vede Golden Boy Core al primo posto, Roberto Vecchione per la società Allenamento di Basco e per Gianluca Cortellazzi alla proprietà, questo figlio di Meg Grace SM, che vince con grande semplicità questa quinta corsa. Alla seconda posizione lo riguardiamo ancora in slow motion, il numero 2 di Gilly Star Day Room e con questo ovviamente abbiamo dato l'ordine d'arrivo completo della quinta corsa qui all'Arcoveggio e ci risentiamo per il centrale della giornata, il premio Cirmolo.